Buonasera telespettatori di Tele4 e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Oggi abbiamo due argomenti. Di solito il giovedì è la giornata che noi dedichiamo a questioni che hanno a che fare con il sociale. Nella seconda parte parleremo dell'attività dell'Agmen. Nella prima parte invece parliamo di una iniziativa che è stata portata avanti dalla comunità di Sant'Egidio e anche, con mia grande soddisfazione, per dire la verità, dal liceo Carducci Dante, che è ormai, come sanno anche le pietre di questo piano del seminario, che è il liceo che io ho frequentato quando ancora era soltanto Dante. I nostri ospiti sono la dottoressa Loredana Catalfamo, che è responsabile della comunità di Sant'Egidio. Poi chiedo al nostro ospite di dire lui il suo nome, perché io forse sbaglierei e quindi farei brutta figura. Yussu? Gnan. Beh, allora è abbastanza semplice, insomma. Sì. E Yussu Gnan è l'ideatore del progetto Una scuola per il Senegal. Poi capiremo anche perché parliamo di questo progetto. Poi abbiamo la professoressa Marina Masiero, che è insegnante di pianoforte, e poi il professor Michele Galas, che è il capo dipartimento del liceo musicale Carducci Dante, perché sapete che una delle, come si potrebbe dire, come si definiscono? Indirizzi. Degli indirizzi, sì, del liceo Carducci Dante è anche questa musicale. Prima di incominciare a parlare dell'iniziativa, però, lasciatemi dire soltanto una cosa. Io ho visto, magari, ma penso che lo potrete commentare tutti, io ho visto in occasione dell'ultimo giorno di scuola la scorsa settimana, mi par di capire che c'è un attaccamento alle scuole da parte degli studenti, soprattutto degli studenti dei quinti anni, che sono quelli tra l'altro che hanno incominciato in pieno periodo pandemico, che mi ha un pochettino sorpreso, devo dire, e per certi aspetti, io poi che passo per essere piuttosto cinico, persino commosso, perché ho visto dei ragazzi ai quali quasi dispiaceva che finisse un ciclo scolastico che immagino particolarmente difficile, soprattutto all'inizio. Partiamo da voi due, poi anche potete intervenire anche voi. Io credo che la scuola è il luogo di incontro dei ragazzi e quindi per loro trovarsi di colpo senza un punto di riferimento sia un po' difficile, diciamo, dal punto di vista emotivo. Nella scuola, anche nella nostra in modo particolare, io posso parlare della nostra che è il liceo Carducci Dante musicale con tutti gli altri indirizzi, c'è veramente un grande affiatamento con i ragazzi, con gli insegnanti, si fa un grande lavoro di socializzazione, sì, è molto bello, si creano rapporti molto belli. Professor Galas? Allora, diciamo, questa generazione di studenti, giustamente come ha detto lei, è entrata nel nostro istituto in momento di pandemia e quindi noi siamo stati un po' anche una famiglia che ha accolto loro in tante maniere, con la didattica a distanza e con molti altri sistemi di accoglienza. E poi chiaramente usciti dalla pandemia è diventata una famiglia e quindi immagino che questo sia per loro un distacco. Il momento distintivo, eccetera. Ma devo dire la verità che mi ha fatto molto piacere. Di riflesso anche la comunità di Sant'Egidio ha a che fare con le scuole, eccetera. Avete colto questo tipo di rapporto? Allora, io posso dire che sono 14 anni che la scuola sta lavorando, noi lo abbiamo colto da sempre. Alla fine un senso di appartenenza, anche di persone che magari fanno l'anno, ma in genere fanno tutti i gradi, da principiante fino ad arrivare almeno a B1, i più bravi arrivano anche a B2, si sviluppa una rete di socialità. Ricordiamoci che per alcune donne e uomini stranieri, migranti, il momento della scuola è l'unico momento di socializzazione vera che hanno.
Quindi questo fa sviluppare amicizie, fratellanze, gente che si rivede anche dopo anni che ha lasciato la scuola, e devo dire che noi cerchiamo comunque, soprattutto con una parte, perché molti vanno anche via da Trieste, di tenere questi rapporti e questi collegamenti, cercando anche di fare alcune cose fuori dal curriculum di studi della scuola. Però sì, lo confermo. Ecco, noi non riflettiamo, no, proprio su quanto è importante per chi è dovuto andare via dalla propria casa, dalla propria terra, anche trovare un luogo, come posso dire, mi verrebbe da dire tranquillo, di aggregazione, eccetera. La scuola anche che porta avanti la comunità, è uno di questi luoghi, no? Sì, uno di questi luoghi, e poi è una cosa, diciamo, sarà la tua seconda famiglia, perché anche le scuole queste ti apri le porte per integrarsi, per anche sapere come funziona il paese, il rispetto e tutto. Quindi molto importante quando uno parte dal suo paese per integrarsi, meglio frequentare una scuola, soprattutto come le scuole di Sant'Egidio è un esempio. Del quale noi parliamo sempre, io parlo sempre con grande, anche del lavoro della comunità, è veramente un lavoro encomiabile, insomma. Sì, se posso, in realtà è proprio dalla scuola di Sant'Egidio che nasce questo progetto. Noi quando incontriamo nei diversi nostri servizi le persone migranti, cerchiamo di dirottarle sempre sulla scuola, perché la lingua è il primo momento evidentemente, e soprattutto il primo veicolo per cui poi uno si possa sentire veramente cittadino a tutti gli effetti. Il nostro Yusuf ha frequentato una serie di corsi, è arrivato fino al B1 e quindi gli servirà anche al momento della cittadinanza, e un giorno mi ha detto io vorrei fare in Senegal una scuola, però deve essere una scuola come quelle di Sant'Egidio. Ho detto, ma cosa sono per te le scuole di Sant'Egidio? E lui mi ha risposto, una scuola dove c'è amicizia, fratellanza, pace ed accoglienza. Ecco, questa è stata la base. Penso che per voi sia una soddisfazione. Molto. Allora, facciamo così, parliamo intanto dell'appuntamento di domani alle 16:30, appunto nell'aula magna del Dante. Sarà un concerto? Sì, sarà un concerto. Diciamo che il progetto che ha presentato Yusuf l'anno scorso mi ha talmente colpito nella sua essenza, nella sua bellezza, nella voler realizzare un sogno, e che io ho pensato come posso trasmettere ai ragazzi, ai nostri studenti che devono quindi credere nei sogni, come posso contribuire ad aiutare Yusuf in questo bellissimo progetto. I nostri ragazzi sono fantastici, perché noi parliamo di bellezza, parliamo di persone che si impegnano, che hanno una grande passione, che con lo strumento per preparare un brano bisogna avere metodo, disciplina, rigore, e alla fine con tanta passione loro riescono. Quindi dobbiamo dare tanta fiducia ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, e quindi permettere loro di contribuire con un concerto, esibendosi in un concerto a realizzare il sogno di Yusuf. Io ho pensato poteva essere il modo migliore per aiutarli ad entrare in quello che è lo strumento della solidarietà, diciamo. E così nascevano i concerti dello scorso anno, è nato il concerto dello scorso anno, che ha avuto un grande successo, e con il quale poi Yusuf è riuscito a realizzare delle nuove aule, una nuova struttura, cioè ampliare la struttura. E quindi quando ci ha mostrato durante questo inverno, quando lui è andato lì a portare e a realizzare questa struttura, abbiamo pensato, ma ne facciamo un altro. Quindi abbiamo presentato il progetto alla dirigente scolastica, che è sempre molto attenta a tutte queste cose, per questo nuovo progetto del concerto di domani.
Ecco. Concerto di domani che ho visto vede un programma particolarmente vario, sia per quanto riguarda i brani, perché ci sono brani classici, insomma si va da Bach a Andrew Lloyd Webber per capire proprio quella che è, diciamo così, l'estensione del repertorio. Però quello che a me incuriosisce è proprio anche la varietà di strumenti, perché c'è pianoforte, chitarra, flauto, marimba, cosa che è trombone, violino, pianoforte, vibrafono e xilofono. Sì. Quindi insomma sono veramente tutti Coperto. E canto. Coperto. E canto, la chiaramente, voce, sì. e in più il coro. E più c'è anche il coro che fa 3 Ecco. brani triestini, quindi direi che... Quindi, C'è stata una grandissima adesione. Come avete, io sempre con i microfoni, da qualche tempo a questa parte ho un pessimo rapporto con i microfoni, ma pazienza, vorrà dire qualcosa. Con quale criterio avete scelto proprio questi brani? Ma diciamo che essendo chiaramente un concerto di beneficenza, anche l'adesione è stata diciamo, volontaria, no? Quindi i ragazzi si sono proposti con i vari programmi e abbiamo più o meno scelto tutti quelli che si sono proposti fondamentalmente. E quindi partiamo da, come diceva lei, aprirà il coro e poi piano piano sentiremo pianisti, chitarristi, percussionisti, fiati, per ogni palato, insomma, diciamo questa proposta, se vogliamo dire. No? Andiamo a soddisfare un po'. Sì, il liceo musicale ha tantissimi strumenti e quindi in realtà ho dovuto dire di no a molti ragazzi perché non c'era il tempo per poterli... Ce ne saranno, cosa sarà, una ventina? Allora sono 19 ragazzi più il coro. Quindi sì. Ecco, e all'interno, proprio per rendere e anche per presentare al pubblico il progetto, si è pensato di fare dei piccoli interventi con immagini, video su quello che è stata appunto la nascita e tutto il percorso della creazione di questa scuola. Vedremo i bambini, vedremo le aule nuove. Ecco. Allora, parliamo del progetto. Nasce quanto tempo fa? Nasce, diciamo, 2 anni. 2 anni fa? Sì. E che cosa è esattamente? La dottoressa Catalfamo vi ha accennato, ma insomma è proprio l'idea di ricreare in Senegal una struttura come quella... Scuola laica, diciamo, che tutti possono andare lì a studiare, e poi è aperto anche per tutti i nazionalità, magari uno che viene là, non so se è italiano o americano, a me quelle non mi interessa. Quello che mi interessa, quello che ha detto la maestra, laico, solidarietà, famiglia, e questo è nato così, cioè per quello. Quindi esiste già la... Già, sì. Esiste già, 1 anno fa, hanno già cominciato a come si dice? Alle elezioni, insomma, sì, elezioni, sì, e tutto. E quest'anno, quando sono tornato in Senegal, abbiamo ampliato sì, tutto. E poi i lavori stanno lì in corso, diciamo. Ho capito. Sì. In quale città del Senegal? Si chiama Ndiaye Niangé. Però il vero nome si chiama... È un villaggio. Però... Nella zona, diciamo, di Louga, che è la regione grande, e il dipartimento si chiama Kébémer, e Ndande si chiama arrondissement lì in Senegal. Okay. Quindi sì. Youssou ha parlato proprio di scuola laica, perché c'è forse da spiegare che loro hanno o le madrasse, che è quindi una scuola coranica, sì, no? Sì. E poi chi è più abbiente va anche alla scuola primaria francese, eccetera. La sua idea era proprio di fare una scuola per tutti, chi avesse possibilità o non avesse possibilità finanziarie. Basti pensare che il primo numero sono stati 120 bambini dai 6 ai 13 anni. Che è un numero importante. Bambini e bambine. Sì, questo è importante in una società perché islamica, avere bambini e bambine insieme, e quest'anno sono diventati 140, ma la cosa ancora più bella è in qualche modo l'effetto imitativo, perché dai villaggi vicini hanno tutti raggiunto Youssou per dire vogliamo fare anche noi.
Sì. E quindi è qualcosa che si sta propagando in tutta la regione, quindi questo è un molto sogno. importante, un una- sogno per tutti noi. Sì, anche non un esempio da seguire, però l'idea di, come dire, dove si vuole si può, dove si vuole si può, ecco, sì, insomma, sì, per sì. cui quando si vuole si può. Non è cosa da poco. Io chiedo soltanto perché le mie conoscenze di geografia cominciano a essere un po'... io ho il figlio di un amico mio che credo che lavori in Costa d'Avorio. A Il Costa Senegal d'Avorio. in quale parte esattamente, diciamo così, dell'Africa viene a trovarsi? Il Senegal si trova nella costa verso l'ovest, diciamo, Ok. sull'Oceano Dakar, Atlantico, si sì. pensa a Dakar. Ok. E io sono verso il nord. Ok, perfetto, giusto per capire anche un pochettino Quanto dista da Dakar? Da Dakar diciamo forse 160 km. Quindi abbastanza vicino alla capitale. abbastanza vicino alla Sì, capitale. Sì, insomma, sì, questo è. abbastanza. E poi Come è stata accolta proprio in Senegal questa idea? boh, è stata bella perché Cioè, Boe che già ha imparato la lingua Guarda lì anche se... è assimilata. è stato bello, molto molto bello. E poi anche soprattutto tutti i villaggi che sono lì, perché l'ho fatto proprio nel villaggio, soprattutto le famiglie, le mamme, i papà sono contentissimi perché come là ci sono tantissimi bambini che non lasciano pace anche la mamma di fare altre cose, quindi vanno a scuola tranquillamente. E poi l'idea di altri che sono andati via come me, questa idea veramente, quelli che sono qua a Trieste, Sì. quelli che sono in Spagna, in Francia, in America, mi mandano ovunque messaggi, mi hanno detto, su questa idea veramente bellissima. Adesso detta così. sì. Prego, scusa. È bellissimo e poi è l'esempio che è bello. Ecco, difatti, ed è adesso io non vorrei usare una terminologia eccessiva perché poi non è nemmeno, ma è una piccola e semplice rivoluzione per certi aspetti. Sì. Yosu, prima di iniziare questo progetto, ha fatto tutta una serie di passaggi, è andato Sì, dagli anziani del villaggio, ha spiegato il progetto e poi è bello, in qualche foto si vede quando lui va in Senegal veste le vesti di un operaio, perché si mette con la cazzuola, il cemento, i mattoni e costruisce anche lui, quindi dà anche un supporto pratico. Sì, infatti questo lo mostreremo domani. Sì. Il Dante come è stato coinvolto, insomma? Come ti sei rivolto alla scuola? Alla scuola, come funziona? Allora, siccome l'idea del progetto sua l'ho accolta io e insegno pianoforte al liceo musicale, e quindi Io gioco la invidio, forza. il fatto che lei suoni il pianoforte è una cosa che Gioco avrei forza voluto. diciamo è venuto spontaneo a me coinvolgere e chiedere alla dirigente, che si è dimostrata molto disponibile, anche per altri progetti che noi stiamo attuando in convenzione con il Dante, perché con diciamo, la comunità di Sant'Egidio c'è anche un laboratorio musicale creativo che si chiama Semi di Pace, e facciamo anche dei concerti, abbiamo parlato di Semi di Pace, dei concerti per gli anziani e i bambini, concerti dell'amicizia e del dono. E già questi erano partiti l'anno scorso coinvolgendo il Dante e la dirigente era assolutamente disponibile, e quindi in quelle occasioni la dottoressa Carmela Testa. Ecco, perché è il caso anche di dire i nomi. Sì, la dottoressa Carmela Testa, venendo ad uno dei concerti dell'amicizia del dono l'anno scorso, ha detto, ma qua, perché noi li facciamo in via Matteotti, nella sede dove c'è il laboratorio, ok, sì. Ecco, ed è una sede, diciamo, piccola rispetto all'Aula Magna, ha detto, ma io vi voglio ospitare, in qualche modo vi voglio ospitare nell'Aula Magna, e quindi questa è stata l'occasione propizia, diciamo, per presentare questo progetto così. Però in questo concerto, a questo concerto parteciperanno anche altri ragazzi che studiano per conto proprio, ragazzi del liceo classico,
e ragazzi che frequentano l'Accademia di Musica Ars Nova e ragazzi che frequentano la scuola slovena di musica, la Glazbena Matica, perché l'idea era proprio quello di aprire alla cittadinanza. Ecco. Professor Gallas, qual è la marcia in più, diciamo, senza nulla togliere, riformulo la domanda, qual è la differenza, mettiamola così, che porta il liceo musicale? Allora, il liceo musicale dà una marcia in più per il semplice fatto che si mette le mani in pasta nella musica, in qualche maniera. Quindi sia dal punto di vista strumentale, ma anche dal punto di vista teorico, pratico e tecnologico. Questo associato ad uno studio di liceo, diciamo, chiamiamolo standard, perché non è né classico né, diciamo, le materie base, portano, io dico, il cervello a lavorare di più. A lavorare di più e interessarsi a più cose, ad avere delle intelligenze multiple e trasversali. E questo è quello che dà una marcia in più. Posso capire quello che lei intende. Ed è anche bello che una scuola, adesso per l'amor di Dio, questa è un'idea mia, io non ho mai capito perché il nostro paese, come dire, che è il paese dove è nato il bel canto, che è il paese che ha donato al teatro gente come Pirandello, Edoardo De Filippo, eccetera, a livello scolastico punti poco o niente su questi argomenti. Non si studia teatro nelle nostre scuole, si studia musica, diciamo così, nelle scuole istituzionalizzate, forse fino alla media, non lo so. Non si studia cinema, per l'amor di Dio, ma questo nessuno sarebbe un'utopia, voglio dire, per carità. Sì. Però voglio dire, è bello che una scuola autonomamente in qualche modo abbia deciso di prendere una strada che forse, come dice lei, per certi aspetti rende persino più facile studiare le altre materie, perché sappiamo benissimo che c'è che la musica è anche matematica, che la musica ti consente anche di comprendere meglio persino le mie amate desinenze e gli accenti del latino. Esatto. Se vedeste i miei libri è tutta una roba che... Cioè, è bello questo, insomma. Io in generale credo che in Italia si parli molto di didattica musicale e di vari argomenti legati alla musica, e che però rimanga sempre tutto legato poi alla facciata, perché effettivamente l'educazione musicale spalmata su ogni livello scolastico in maniera organica e strutturata porterebbe molti giovamenti anche a tutto il resto dell'apprendimento. Sono convintissimo. Senza voler essere Beethoven, Mozart o diventare concertista. E questo purtroppo, di questo si parla molto, ma poi alla fine nel concreto, soprattutto a livello alto, adesso magari mi giocherò il posto, capirei si fa molto poco. Con tutto il rispetto, se fossimo in Belgio, che bene o male adesso poveracci magari avranno anche qualche compositore bravo, ma non è che il Belgio passa per... L'Italia è la patria di... Non parliamo poi della storia dell'arte, come è stata anche massacrata, ma insomma queste sono cose mie che ripeto, non voglio minimamente coinvolgervi in vecchie digressioni di una persona anziana, insomma. Diciamo che secondo me i ragazzi che frequentano una scuola di musica, il liceo musicale in particolare, visto che parliamo del liceo musicale, devono imparare ad avere una disciplina e un'organizzazione di studio, però alla fine, quando loro si sono organizzati, il risultato lo colgono, lo vedono, lo vivono. Quindi la scuola è una scuola viva, loro fanno qualcosa, fanno una materia, lo studio di uno strumento è una materia che rende, perché è concreta, non è una cosa teorica che tu studi solo per raggiungere magari una verifica, raggiungere un ottimo risultato, ma non sai che cosa ti servirà questa cosa in un futuro, speri che ti serva qualcosa, mentre quando suoni uno strumento
Concretamente vedi quello che e stai questa dicendo. è la bellezza, i ragazzi di questo hanno bisogno, Certo, no? anche l'acquisizione della disciplina, di un metodo, poi è mutuabile anche sulle Certo, altre materie, assolutamente. quindi diventa da Ma è spendere. verissimo. Una delle cose più stupide che siano state fatte dalla scuola è abolire il latino alle medie. Assolutamente. Perché ti dava Sì, quell'inquadratura. Io assolutamente. sono stato, Io l'ho appartengo fatto. all'ultima generazione che ha fatto 3 anni, quel- Sì, sì. 3 anni Io l'ho di fatto volentieri e poi quindi c'era crea stato struttura. un errore clamoroso, ma vabbè, insomma, quelli erano gli anni. Invece, Yusuf, tu da quanto tempo sei nel nostro paese? Sono qua da 8 anni perché sono arrivato nel 1 gennaio 2017. Quindi 8 otto anni anni, di... mettiamola così adesso senza entrare in... anche perché non mi piace, come dire, deviare dagli argomenti al centro della puntata, però una domanda bisogna anche farla perché... Certo. Che cosa vedi essere cambiato in questi 8 anni per quello che riguarda anche, se vogliamo, l'atteggiamento dei... Sei arrivato sempre a Trieste? O... Sì, sono stato 2 giorni a Saragossa in Sicilia Ok, e poi... e poi 3 giorni a Genova e poi Trieste. È cambiato qualche cosa in questi 8 anni nei vostri confronti, da parte nostra, diciamo? Sì, sì. Non dirlo se come dire, dillo pure senza nessun problema. Qua adesso, cioè, dico la verità perché i primi 3 anni che sono qua era un po' molto difficile, molto. E poi per fortuna anche ho messo un po' anche la mia volontà di trovare la strada giusta. Quindi pensavo sempre perché io volevo essere uno giocatore. Ah, ho Sì, capito. perché amo il mio come si chiama? Passione è il calcio. Il calcio. Ah. Ecco. E poi è andata un po' così. E poi ho trovato la scuola, quindi ho cambiato strada e dopo che ho frequentato le scuole di Sant'Egidio ho imparato lì tante cose positive e belle e dicevo, ma cosa devo fare per anche... Sì, per avere anche, per Sì, avere anche un'idea, quindi, insomma, un futuro. sì, Insomma, quindi sì, ho preso lì l'esempio per le scuole e poi qua ho detto, ok, ho incontrato le maestre come Loredana, Isabella, Federica che veramente mi hanno insegnato cose positive, la legge dell'Italia, come si fa per integrarsi positivamente, perché per me integrarsi non è che devo lasciare la mia cultura o le mie cose, no. Integrarsi è per integrarsi su un paese e di andare a prendere le cose positive, le cose che insegnano loro bambini, che così quando loro diventeranno grandi è loro che per come si dice, gestire bene il paese. Ho capito. Quindi ho imparato questo e i miei paesani, anche gli altri nazionalità che non conosco, anche io in strada dove lavoro ovunque vado là a dargli dei consigli, quindi mi chiamano ovunque e poi faccio personal trainer, gestisco anche un negozio là, quello di via Genova 17 e poi anche nelle case, nelle famiglie senegalesi faccio delle riunioni con loro, con quelle che, sì, per trasmettere la pace. Ho capito. Qui... E una cosa molto importante che fa Youssou nella sua comunità, intanto porta a scuola decine di ragazzi senegalesi, a inizio anno c'è la fila con Youssou dei ragazzi senegalesi, però è molto importante, lui lo ha capito subito che appropriarsi della lingua del posto è la cosa più importante e si occupa di tutti i problemi dei ragazzi della comunità. Avevamo dei problemi con dei ragazzi che non vedevano, abbiamo fatto le visite, gli occhiali, ma lui è sempre stato presente, ha sempre accompagnato, e poi devo dire è diventato un volontario della comunità di Sant'Egidio. Ogni pranzo di Natale che facciamo, Youssou prepara tavoli, serve al tavolo, scarica e fa tante altre cose per la comunità, davvero volontario, davvero appartenente della famiglia, perché quello che
tengo a dire è che Yusu è un figlio della comunità di San Lei non lo dirà mai, ma questo voglio dire, dà l'idea proprio anche del lavoro della comunità. Sì. Noi ci siamo, Sì, ripeto, spesso occupati delle vostre iniziative, eccetera. Parlare 2 minuti con lui, capisci proprio che se dipende anche da se uno vuole appunto Certo. integrarsi, un termine che io non so esattamente cosa significa, ma comunque però se trova l'istituzione giusta e con tutta probabilità anche all'interno dell'istituzione un modo di procedere, un modo anche di coinvolgere, allora, come diceva la Streisand in una canzone, siamo halfway there, come si usa dire, un passo avanti importante è stato compiuto, credo che sia. Il discorso dell'integrazione, allora una cosa, la prima è l'accoglienza, ma l'accoglienza non basta. Allora, l'integrazione è quel percorso che passa dalla lingua e possibilmente arriva a un lavoro. Capito? Allora, diamo ancora l'appuntamento per domani alle ore 16:30 all'Aula Magna del liceo Carducci Dante, una scuola per il Senegal, concerto di solidarietà. Però voleva dare alla dottoressa Catalfamo ancora un appuntamento, questo un pochettino più in avanti, il 25 di giugno, che giorno della settimana viene? Mercoledì. Mercoledì, quindi tra 2 mercoledì in pratica. Sì, è un appuntamento che noi ogni anno facciamo, è la veglia Morire di speranza, in ricordo dei migranti morti in mare e sulla rotta balcanica. È un momento in cui ricordiamo, per chi sappiamo anche nominativamente, le persone che sono decedute, e quest'anno acquista particolare solennità perché sarà presieduta dal vescovo Monsignor Enrico Trevisi, quindi l'appuntamento alla cittadinanza è mercoledì 25 alle 19 alla chiesa di Sant'Antonio Vecchio. Grazie allora ai nostri ospiti, buon lavoro a tutti quanti per i... Sì, che poi io non ho detto, ma io sono volontario di Sant'Egidio. Sì, lo stavo dicendo, lo stavo dicendo io. Perché il fatto del collegamento del progetto era perché io sono volontaria. Quando incomincia la maturità? Quando incomincia? Il primo scritto è il 18 di giugno. Quindi il 18 di giugno è già la prossima settimana? Esattamente. Sì. Ma insomma, tanti auguri anche a chi fa... Prego. Sì, un piccolo cosa che vorrei lanciare velocemente, che è importante, sulle guerre, non volevo parlarci, però Ucraina, Palestina e Israele, io vorrei tutti avranno pace e poi quello che volevo, forse è difficile, che lottiamo che non ci sarà armi. Quando non ci sarà armi avremo tutti noi pace. Bravo, queste bravo, sono questo è un gran... importante. Che poi il Senegal, che è un paese pacifico, che in realtà fortuna ha non la è Casa mai Mans, che è un posto dove c'è invece guerra. Sì. È proprio una regione che si chiama Casa Mans. Quasi nessuno è immune da questa cosa. Assolutamente. È terribile. Speriamo che... Grazie davvero. Buon grazie. lavoro. Andiamo in pubblicità e oggi sarà tutto il tempo così. Oggi andiamo in pubblicità e poi passiamo alla seconda parte. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come vi dicevo, il giovedì ci occupiamo di questioni che hanno a che fare con la vita sociale della nostra città. Quest'oggi, in questa parte della trasmissione, siamo in compagnia della Presidente dell'Agmen del Friuli Venezia Giulia, Franca Sirotic Casalaz, è giusto? Sì. E poi del segretario dell'Agmen del Friuli Venezia Giulia, Alexandra Raffa. Grazie ad entrambe per essere venuta per la prima volta e tornata perché noi ci siamo già visti. Allora, noi era un po' di tempo, per dire la verità, che non ci occupavamo dell'Agmen. Succede delle volte che capita. Non c'è nessun problema. Ricordiamo un attimo, Presidente, che cos'è l'Agmen e di che cosa si occupa e da chi è fatta anche, perché credo che questo sia abbastanza importante. È un'associazione di genitori di bambini ammalati oncologici, è stata fondata 40 anni fa, l'altro anno abbiamo festeggiato appunto i 40 anni, è stata fondata da alcuni medici con delle mamme che in quel momento avevano perso i loro figli e volevano dare per chi veniva dopo di loro
una vita migliore, un ambiente migliore, e da lì è cominciato a aiutare sia il reparto che le famiglie, e sono 40 anni sempre al loro fianco, ecco, insomma. È andata, si è modificato il lavoro dell'Agmen in questi anni? Sì. Anche perché si è modificato Sì, probabilmente il contesto. Esatto, sì, ma a parte c'è stato poi comunque con la riforma del terzo settore, abbiamo dovuto anche cambiare modalità. Quindi c'è un gran lavoro dietro, un gran lavoro, e è cambiato anche il modo di aiutare le famiglie, il modo di sostenere il reparto, perché grazie al cielo si evolvono le cose, la medicina si evolve, le cure si evolvono, è cambiato tanto, e quindi di conseguenza il nostro stare a fianco alle famiglie si è evoluto negli anni e si evolverà anche in futuro. Bisogna sempre stare al passo con i tempi e sempre a fianco del reparto, che quando ha bisogno, insomma, siamo sempre lì pronti. Ecco, come viene, questo non ho mai chiesto, nel caso vostro forse è più facile come domanda, perché insomma, sappiamo che all'interno del Burro lavorano parecchie realtà del volontariato, ognuna si occupa, cioè, ognuna ha come dire, una si occupa di un aspetto particolare, c'è chi più magari delle famiglie quando seguono appunto i bambini che vengono ricoverati, insomma cambia a seconda non ho mai chiesto come si concretizza proprio il rapporto con il reparto. Ma io personalmente quasi ogni giorno vado in reparto, conosco le nuove famiglie che entrano e poi si stabilisce un'amicizia, un rapporto con i bambini e quindi e anche un contatto, porto i documenti per poter far parte della nostra associazione ed essere poi al loro fianco per gli aiuti. E il reparto ovviamente in qualsiasi cosa di cui ha bisogno chiede, ecco, insomma, ma anche qualche volta se c'è bisogno anche proprio per i bambini, mamma mia mi serve una determinata cosa, oppure desiderano delle patatine perché sono più grandi, o anche quello corriamo, oppure anche una pizza, un qualche cosa che è un po' particolare anche, no? Sì, il nostro ecco, rapporto, perché sono quelle cose, ecco, quel rapporto che magari in amicizia anche con i medici, ma anche con le infermiere. Franca sa che avrebbe voglia di... Ci siamo, perché... Chi c'è Rabusin a cui fate riferimento, il dottor Rabusin? Sì, il dottor Rabusin, Rabusin e anche la caposala, no? La caposala, sì. Antonella Longo. Il dottor Rabusin ha fatto il Dante nella mia stessa sezione. Ormai lo dico spudoratamente per dire la verità, perché questo effettivamente vi contraddistingue, cioè una presenza più radicata nel reparto. E diciamo che secondo me Agmen ha un rapporto diverso rispetto alla maggior parte delle associazioni. Uno, perché noi, essendo a fianco di bambini oncologici, il reparto è chiuso, nel senso che sì, ho capito. Non può entrare chiunque, perché ovviamente i bambini sono in isolamento, avendo delle cure molto pesanti. L'unica che può entrare è la presidente Franca, ovviamente è sempre tutta bardata, con mascherine e tutto, facendo attenzione a tutto, sempre però dopo aver chiesto il permesso ai medici, perché magari ci sono bambini che in quel momento sono più immunodepressi e quindi e non si, soprattutto i bambini per esempio post-trapianto, no? Lì è assolutamente proibito, no. non si può entrare in camera, no? Giustamente. Quindi il rapporto che si crea è diverso, anche perché queste mamme in Franca vedono un po', io mi ricordo, parlo personalmente quando ero dentro e quando Franca veniva era un po' la stellina di quel giorno, no? Che mi rallegrava un po', nonostante ero molto affezionata
E sono ancora medici e infermiere tutti. Quando entra in quel reparto è come se entrasse in famiglia, no? Per fortuna. E poi si crea un legame proprio con i medici e gli infermieri, perché di qualsiasi cosa hanno bisogno, come ha detto Franca, la caposala ci chiama. Ma anche qualche cosa di anche molto più importante, che serve, anche qualche strumento, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, insomma. ci chiamano, chiedono. Anche perché mi pare di capire, anche per altre storie che noi abbiamo anche raccontato, la collaborazione fra i vari reparti ospedalieri e le realtà dell'associazionismo è per certi aspetti fondamentale, proprio perché il pubblico non arriva dappertutto, il privato può dare una mano, può coinvolgere anche appunto anche persone e realtà al di fuori dell'ospedale stesso, e quindi darsi da fare in altro modo. Ecco, poi, mi sembra di capire, adesso però correggetemi se dico una sciocchezza, che o perlomeno anche da quello che traspare, ma forse sto dicendo delle cose non proprie, ma comunque mi pare che c'è una, secondo me, giusta attenzione anche alle necessità, come posso dire, che possono sembrare superflue, nel senso, faccio un riferimento che non c'entra con il burlo, ma parliamo per esempio anche di altre realtà ospedaliere dove, per esempio, non so, sono state messe dei televisori nelle stanze che prima non c'erano, perché una persona che passa tanto tempo in quelle realtà ha anche bisogno di distrarsi, insomma, no? Delle volte, adesso, non so, anche un elettrodomestico può avere una certa utilità, non so, una microonde, per dire, o come si chiama, quegli affari per il caffè, eccetera. Cioè, tutto fa parte della realtà quotidiana, tutto quello che fa parte della realtà quotidiana di una realtà ospedaliera viene preso in considerazione. Forse era sempre così e magari noi non lo sapevamo, eccetera, però noto sempre di più questo tipo di giusta attenzione, perché, diciamo la verità, delle volte anche il superfluo diventa necessario. Il frigo, poi bisognerebbe anche capire cos'è superfluo, ma questo è un altro discorso. I frigoriferi piccoli nelle stanze sono diventati indispensabili, perché ognuno ha la sua bibita fresca, il succo per il bambino, anche per i medicinali qualche volta che devono, e in più ovviamente l'abbonamento a qualche cartone animato, cose varie, perché ovviamente devono passare anche un po' un trapianto anche mesi, quindi, e gli altri, insomma, e tutto quello che può servire, microonde, si rompe, siamo, insomma. Ecco. Poi anche c'è questa cosa del quale mi pare di capire che voi avete incominciato ad occuparvi, non so se è corretta come definizione, di realizzare nuove sale, di trasformare, magari anche dipingere, cioè dare un aspetto nuovo, che so, alle sale di attesa o alla sala giochi, eccetera. Anche questo non è bello dire sta prendendo piede, ma comunque si vede che anche voglio dire, si può e si deve intervenire anche sul luogo, oltre che sull'aspetto più medico e più sanitario. Ma questo è fondamentale, no? È proprio parlando di questo volevo aggiungere una cosa importante. Noi siamo convenzionati con l'INPS da 5 anni circa, perché quando un bambino viene diagnosticato una malattia oncologica deve cominciare tutto l'iter per la legge 104. Ah, sì. E lei capirà che quando a una madre viene data una diagnosi, un padre, l'ultimo dei loro problemi... Non voglio neanche pensare voglio neanche pensare. L'ultimo dei problemi è andare in giro per uffici a far carte, cartine, cercare, no? Allora, poi specialmente per fortuna, nel nostro paese, dove non è necessario dove fare è tutto molto lungo, no? Eccetera, eccetera. Grazie al cielo da 5 anni abbiamo questa convenzione, quindi abbiamo una persona
cara persona che se ne occupa personalmente, quindi la mamma viene, le firma quelle 2 carte che deve fare, il resto E poi fa va tutto quanto. tutto Agmen. E grazie poi a questa convenzione l'INPS ci ha chiesto se potevamo aiutarli a rendere le sale d'attesa dove i bambini poi vengono, perché vengono visitati, no? Eccetera, eccetera, se potevamo renderle un po' più accoglienti. E allora con gran piacere abbiamo accolto questo invito e abbiamo proprio creato delle sale d'attesa all'INPS di Gorizia, Udine e Pordenone, che sono state anche inaugurate. Sì, di recente Pordenone l'ultima. È proprio fatta a misura di bambino, no? Con i tavolini, le sedie, i colori, i libri, i giochi, così un All'INPS di bambino... Trieste penso che si possa dire un intervento di questo genere, credo sia non mi ricordo mai la via, quella che è dalle parti della stazione, credo che lì c'è un intervento fatto dall'associazione Sveva, Esatto, se non mi sbaglio, esatto. perché Sì, mi sì, ricordo, sì, ma non mi ricordo sì. cos'è, Via Gioberti quello, no, non so. sa che non non so. mi ricordo, Dietro, però... sai, da E via dietro, Rittmeyer, vicino a via Sant'Anastasio, un pezzetto, mi sì, pare, via non mi ricordo il nome, Sì. non mi ricordo il nome della via, Assolutamente. forse Sì. Ghiberti, ma non Sì. mi ricordo, insomma. E lì ci sono stati, Sì, quindi esatto. diciamo gli interventi sono Le altre più o città meno ce l'hanno come chiesto. quelli Sì, là. è sempre questa richiesta Sì, di sì. appunto, perché lo scopo è rendere al bambino la cosa più confortevole possibile, certo, no? certo. E anche poi con questo progetto, siccome abbiamo collaborato col Nordio, un progetto Sì. per Ragazzi. realizzare le 4 stagioni, e quindi i ragazzi delle quarte si sono prodigati, poi li abbiamo anche premiati perché c'è stato un concorso, e i loro quadri sono poi stati messi sia nelle nostre foresterie ma sia anche all'INPS di Trieste nei corridoi. nei corridoi. Questo mi pare che ce ne eravamo anche È stato occupati. molto apprezzato perché proprio poi sono stati invitati i ragazzi e la direttrice ha fatto veramente un bel discorso e loro erano orgogliosi del lavoro Ma fatto. questo E anche... è ancora più bello, perché è anche giusto poi coinvolgere queste realtà Esatto. di giovani che sanno fare e hanno voglia di fare, eccetera. E in questo momento mi dicevate si dovrebbe cominciare a lavorare al Burlo, no? Come? È già da tanto ok. tempo, Già tanto tempo. dovevano partire i lavori per adeguare le stanze di degenza con dei bagni, cioè dei lavori che sono da anni che è in attesa, e poi ci sarà da riqualificare le stanze dopo che saranno rifatte, e ognuna sarà a misura di bambino, con colori, con qualcosa di Ho più... capito, sì. Però speriamo che partano presto. Ecco, non è semplice anche organizzare il tutto, no? Il progetto è del 2018, no? Se non Nel mi sbaglio. 2018 Sì, poi c'è stata la l'Agmen aveva pandemia, avrà già... un pochettino. Poi col Covid si è bloccato tutto e poi insomma adesso Adesso- so che ci stanno lavorando assiduamente, perché dovrebbe partire questa cosa per rifare tutte le stanze e dare a tutti i bambini veramente delle stanze E molto qui più avete accoglienti. come si può dire, avete un progetto in piedi con le golfiste, no? Ho capito bene. E abbiamo delle golfiste capitanate, diciamo, da una mitica Marvi che si è dato da fare in questi ultimi 3 anni. Ci ha conosciuto, è piaciuto i nostri progetti e tutto. Avevamo un progetto di adeguare le stanze con dei monitor, che era il progetto di un bambino che aveva il desiderio di avere dei monitor che non vengano le infermiere, i dottori ogni momento a misurare pressione, questo, quell'altro. Purtroppo il bimbo non c'è più, ma i genitori hanno voluto comprare un monitor e il terminale. Poi mancavano nelle altre stanze e la Marvi ha preso subito la palla al balzo e da lì è partito il progetto, prima per un paio di stanze, poi altre, adesso tutto per fare veramente una stanza a misura di bambino quando sarà il momento, ecco. E quindi raccolga di fondi dalle ledi di tutto, non solo la regione, ma ieri ero a Martellago, dopodomani al Cansiglio, quindi stiamo un poco anche...
giustamente, ci sono, insomma, ecco. dove c'è necessità. E in più abbiamo veramente anche tante persone che ci vogliono bene, che ci veramente. aiutano, Ecco, veramente. Precisiamo questo. Non so se forse magari è stato intuito, ma forse anche no. Cioè, l'Agmene è stato fondato da genitori di bambini che hanno avuto questo problema. Per essere soci però, cioè, chiunque può... No, solo... Ah, non sapevo questo. Noi siamo tutti, chi è socio, chi è nel direttivo, soci di bambini ammalati. Ah, ho capito. Siamo Tutti hanno quei passato la genitori che hanno malattia, non entrano dentro altre persone, ecco. Ah, ho capito. Pensavo che fosse possibile farvi parte anche da... Allora, uno è essere soci, quindi i soci sono i genitori Ah, ho e i capito. bambini. Sì, adesso è Ma chiaro. per aiutarci, può aiutarci chiunque, anzi, ben venga in qualsiasi tipo di aiuto. Classico 5 per 1000, le elargizioni libere, oppure se andate sul nostro sito trovate tutti i modi per poterci aiutare. Ma è vero che, una domanda retorica perché in realtà conosco la risposta, ma è vero che prende sempre più piede l'idea di, che ne so, magari al matrimonio, quando una coppia si sposa, rinuncia a, che ne so, ed è brutto dirlo perché magari c'è anche gente che vive facendo le bomboniere, comunque magari tanti dicono la spesa per le bomboniere è stata dirottata su un'iniziativa benefica, eccetera. Molti, questo è un po' più difficile, ho visto, molti per esempio se festeggiano un compleanno tondo dicono piuttosto che regalarmi libri, cravatte, questo è un po' autobiografico, piuttosto che regalarmi libri, cravatte, eccetera, facciamo una donazione. Ormai ha preso piede, poi neanche a dire Ultimamente abbiamo avuto delle donazioni, e noi facciamo le bomboniere per chi ce lo chiede, facciamo le bomboniere solidali, tutte, certo. E però cioè, poi non ci danno mai quello che chiediamo, ma sempre con un'offerta tanto più generosa. C'è anche chi si è sposato adesso ultimamente e non riuscivamo a capire chi fosse perché era per il matrimonio di Francesco e Simon, ma non sapevamo chi era. Per rispondere magari. E tutti i regali loro non hanno... Cioè tutto a noi, ed era una cifra notevole. Non hanno voluto, questo anche. No, poi siamo andati a ricercare. Poi abbiamo dovuto noi cercarlo. Siamo andati a cercare chi fosse per ringraziarli. E anche per i compleanni, abbiamo avuto adesso anche ultimamente. Effettivamente il conto tondo, il conto tondo è un momento... inutile che facciamo. È inutile che mi regalino, a quest'età ho tutto, grazie, vediamo chi non questo è però veramente. Un pochino più, a me hanno fatto notare che è un pochino più difficile per i compleanni. Per amor di Dio, probabilmente. A noi è un 3 compleanni buoni abbiamo avuto. Un 3 compleanni buoni. Sì. non è male. Laddove invece appunto se qualcuno volesse conoscere meglio l'attività eccetera, desumo che ci sia il sito come ormai succede. C'è il sito che ci può trovare, comunque se qualcuno ha piacere di aiutarci, anche collaborare, aiutarci a fare i mercatini, organizzare gli eventi, perché le mani non sono mai abbastanza, purtroppo, il lavoro è tanto e noi ci siamo da fare, ovviamente non molliamo, però ben venga qualsiasi tipo di aiuto, quindi chiunque ci voglia aiutare in qualsiasi modo può scrivere semplicemente anche una mail e poi viene contattato. Poi immagino, questo magari è un dato, dobbiamo dirlo però, anche voi siete un po', come dire, schiavi non è corretto, ma comunque vittime della burocrazia, no? Nel senso, vedo già che... Questo sì. Questo non si riesce a capire. Poi bisogna stare attenti anche a ogni cosa, cosa fai, posso fare, non posso fare, però... E questo per alcune realtà so che è un problema, perché non tutti hanno la forza anche fisica di farcela, eccetera. È difficile.
Sì, una delle cose, questo è il paese che complica le robe che funzionano. È difficile, è difficile. Noi per fortuna siamo prima amici, Sì, perché noi tutti, sì. per fortuna, ci unisce Quanti ne l'amicizia. siete di soci? Oggi saranno dopo il terzo settore che si è dovuto ognuno firmare, quanto siamo sul 450, perché ogni genitore man mano che entra a far parte, poi magari finisce, non è che tutti collaborano, perché Sì, magari non è che sono passati collaborano sì, tutti. sì. Noi nel direttivo siamo in 11. mentre invece nel direttivo sì, siamo noi, poi noi ci conosciamo. Peccato in questa occasione, però se un'amicizia veramente solida. Stavo per dire 400 e passa è comunque un bel numero, però Vuol dopo- dire famiglie, mamma e papà, con tutto perché poi quello- sono solo i due genitori che sono soci, no? Ah, ho capito. E Sì, quindi- nel nome stesso è genitori, Sì. per cui sì, Sì, questo sì, capisco, insomma. Però sì, ho detto è un bel numero, però poi dopo ho pensato appunto che questo bel numero significa anche altro e quindi forse... Vabbè, bisogna dare un senso anche a Anche a questo. questo. Sì, forse sì. E forse magari noi siamo un po' troppo, come dire, non troppo attenti, ma magari voi avete superato, convivete con determinate Si cose, convive, eccetera, si convive. mettiamolo così. E noi magari forse abbiamo un po' di pudore ad entrare in alcuni argomenti, allora tentiamo sempre di usare verbi strani, di fare giri di parole, eccetera, che dopo, in fin dei conti, serve più a noi che a voi, ecco, Sì, probabilmente. Sì, come- per noi appunto. Allora, io ringrazio la Presidente regionale dell'Agmin, Franca Sirotic Casalaz, e il segretario Alexandra Raffa per essere state con noi. Buon Grazie. lavoro, davvero. grazie a voi. infinita. E poi ogni tanto vediamoci più spesso, così magari se ci sono delle novità Volentieri. potete raccontarcele. Noi ci vediamo domani alle 17:55, domani è la puntata del venerdì dedicata allo spettacolo in genere o alla cultura, parleremo di ITS e poi sarà nostro ospite il professor Maurizio Lorber che ha scritto un libro molto bello e molto divertente sono come delle cartoline della città. Ci vediamo domani così capirete ciò a cui mi riferisco. A domani, arrivederci e buona serata.